Questa nasce perché vedevo in Piazza Duomo tutti questi ragazzi seduti nei gradini del Duomo che non so cosa facessero lì, e allora così ho pensato, ma perché non cerco di dare un messaggio a questi ragazzi qui? Nasce così l'idea di una mostra dedicata alle immagini della Madonna col Bambino, realizzate in 7 secoli di storia. Oltre 40 opere, alcune mai esposte, per un percorso inaugurato il 10 ottobre al Museo Diocesano di Treviso e che sarà visitabile gratuitamente fino al 18 gennaio del 2015. La bellezza di questo museo, che è straordinario, che tanti trevisani, dico trevisani, non sanno dov'è il Museo Diocesano. Ho detto, ma se non lo sanno i genitori, non lo possono sapere neanche i figli. Ecco il motivo perché sono partito e ho cercato di entusiasmare, anche perché oggi sapete che viviamo in un momento difficilissimo, dei miei clienti, degli amici che mi hanno prestato le opere, ed è nata questa mostra. Un luogo suggestivo nel cuore della città, tra Calmaggiore e il Duomo, dove si può vivere un vero e proprio viaggio nella fede, ma anche nel nostro passato. Creare una mostra, mettere queste opere, è proprio voler stimolare una passione per l'arte e anche per la ricerca di cose belle, meno note, meno conosciute, ma ugualmente presenti nel nostro territorio. Tanti i tratti, i colpi di bulino per le incisioni e quelli di scalpello per dare forma alla fede, immagini che sono anche storie di una comunità. Questo mosaico, realizzato dalla bottega degli Zuccato e molto probabilmente da Valerio, uno dei più importanti mosaicisti, collaboratore di Tiziano ai mosaici di San Marco, che ha riprodotto la Madonna Granda di Treviso in Santa Maria Maggiore. E qui siamo nel 500, quindi siamo a metà del 500, quindi XVI secolo. Da quella trevigiana a quella dell'intero mondo cristiano, con il simbolo della pietà materna. Il disegno di questa pace della fine del 500 è stato realizzato da Michelangelo Buonarroti. Il pezzo è di cesellatore veneziano probabilmente, che ha riprodotto questa immagine. Questo è un esempio molto forte del rapporto tra madre e figlio con la pietà del Cristo morto. Qui addirittura le braccia aperte in orazione. Ma l'essenza dell'esposizione sta nel tema, il mistero e il fascino di questa madre col suo bambino. È importante vedere la maternità, perché la maternità per me, e penso anche per voi, è il passato e non dobbiamo dimenticarlo. Ci dà la forza di andare avanti pensando alla famiglia.